Viaggiava nascosta dentro estintori e trasportata su tir, 50 kg di eroina sequestrati dalla polizia. Veneto e Lombardia gestivano approvvigionamenti dalla Turchia. Il Consiglio regionale ha dato il via libera all'istituzione della commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia in Veneto. I lavori dovranno concludersi entro il 30 di novembre. Il Veneto adegua alla nuova situazione epidemica il piano di sanità pubblica che prevederà in autunno una terza dose di vaccino anti-Covid con l'anti-influenzale, la presentazione giovedì. L'esito del monitoraggio di Veneto Strade su ponti e viadotti, di sua competenza nessuna situazione critica, ma il 40% delle opere deve essere tenuto sotto stretta osservazione. Sul caso del medico camerunense aggredito a Chioggia interviene il direttore dell'INPS del Veneto Antonio Pone. L'auspicio è che continui ad esercitare a Chioggia. E continuano le polemiche sull'aumento estivo delle tariffe per gli abbonati al garage San Marco. Il presidente: ne prendiamo atto, ma questa è la nostra decisione. Basket, il giocatore triestino dell'Umana Reyer Stefano Tonuta è stato giudicato il migliore del campionato. Non me l'aspettavo assolutamente. Il suo commento. Buonasera, l'edizione veneziana dei nostri notiziari, ben ritrovati. Partiamo subito con una notizia di cronaca. Viaggiava nascosta dentro estintori e trasportata su tir. Stiamo parlando di 50 kg di eroina sequestrati dalla polizia. Veneto e Lombardia gestivano gli approvvigionamenti dalla Turchia. Nascondevano all'interno di estintori stipati su tir che dal Medio Oriente arrivavano in Italia facendo base in Veneto e Lombardia. Si tratta di eroina purissima, un traffico internazionale da parte di un gruppo di cittadini turchi, iracheni e iraniani, regolari in Italia ma titolari di attività che servivano come copertura. È stato sventato dalla Mobile di Venezia, coordinata dalla Procura della Repubblica Lagunare. Si tratta complessivamente di 10 misure restrittive della libertà personale a carico di altrettanti soggetti, 8 sono state concretamente eseguite nella mattinata odierna e per il resto stiamo lavorando per il rintraccio. Sequestrati 50 kg di eroina, oltre all'emissione di un provvedimento di sequestro preventivo di 2,5 milioni di euro. L'operazione, denominata Wolf dal marchio a forma di lupo impresso sui panetti di droga, un traffico che aveva la testa di ponte in Veneto, nelle province di Padova e Venezia. Tutta l'attività criminale di questa associazione si snodava su questi due luoghi, quindi le nostre province e quella lombarda, ma per una ragione essenzialmente logistica, nel senso che il programma criminale, il progetto è assolutamente univoco, per cui erano organizzati in maniera tale da compensare le partite di droga in modo tale da spostarle laddove ce n'era più bisogno in quel momento. I due rami dell'organizzazione facevano riferimento ad un unico capo che gestiva gli approvvigionamenti dalla Turchia. Le indagini, partite nel 2018 a seguito di un sequestro di eroina a Marghera, hanno permesso di ricostruire la struttura dell'associazione a delinquere. Il Consiglio regionale ha dato il via libera all'istituzione della commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia di Covid-19 in Veneto. I lavori dovranno concludersi entro il 30 di novembre. Il Consiglio regionale ha istituito con voto unanime la Commissione speciale d'inchiesta sulla gestione del coronavirus in Veneto. La Commissione, frutto di un accordo bipartisan che ha superato le iniziali polemiche tra maggioranza e opposizione, dovrà accertare le cause che hanno influito su contagi e decessi, verificando eventuali responsabilità e completando anche i lavori avviati dalla Commissione speciale sulla gestione della pandemia nelle residenze sanitarie assistite e nelle case di riposo per anziani. Tendenzialmente le sedute saranno pubbliche e, salvo proroghe, i lavori dovranno concludersi entro il 30 novembre. La relazione finale dovrà essere inviata all'autorità giudiziaria, oltre che discussa in Consiglio. Io credo che abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che volevamo da questa commissione. Innanzitutto bisogna ricordare che nei mesi scorsi sono state dette troppe bugie sulla sanità del Veneto e ora è giusto fare chiarezza, è giusto che i veneti sappiano realmente cosa è successo nei mesi di pandemia. Questa commissione serve proprio a questo obiettivo, fare chiarezza e dare risposte ai veneti, perché abbiamo voluto dare
dare la massima trasparenza, non abbiamo nulla da nascondere, anzi vogliamo che tutti i veneti possano rendersi conto di qual è stato lo sforzo della nostra regione per affrontare questa emergenza. E speriamo tutti che una nuova pandemia ovviamente non ci sia, ma capire quali siano stati gli errori o le scelte che ci hanno portato verso questa china negativa è fondamentale per non ripeterli. La Commissione servirà a questo tramite audizioni dei medici, delle categorie coinvolte, dei dirigenti della sanità regionale, dell'associazione dei familiari delle vittime. Spetta ora al Presidente del Consiglio regionale, sentiti i gruppi consigliari, nominare entro 20 giorni 15 componenti, 10 di maggioranza e 5 di opposizione, che eleggeranno il Presidente, incarico che spetta alle opposizioni, il Vicepresidente e il Consigliere Segretario, che saranno invece di maggioranza. Il Veneto adegua alla nuova situazione epidemica il piano di sanità pubblica che prevederà in autunno una terza dose di vaccino anti-Covid con l'anti-influenzale. Vediamo. Contagi in calo, vaccinazioni anti-Covid in crescita, la prospettiva di un autunno che vedrà sovrapporsi i richiami con il vaccino anti-influenzale. Il Veneto adegua alla nuova situazione il piano di sanità pubblica che verrà presentato giovedì. Il presidente della regione Zaia lo preannuncia a Rovigo a margine dell'inaugurazione di una nuova sala operatoria e di un acceleratore lineare. Lo presenteremo giovedì ed è un piano che ovviamente è adattato, è un ambito sartoriale fatto in un momento storico nel quale Covid ha presenza di molti vaccinati e ci stiamo preparando però anche a quello che sarà la prossima stagione autunnale, nella quale ci sarà necessariamente una terza dose per chi la volesse fare di vaccino, ma anche il vaccino anti-influenzale. Continuerà ovviamente il test nel territorio anche durante quest'estate, perché non si fermerà mai la fase di testing, quindi di tamponi. E a proposito di tamponi, sono in arrivo nuovi test. Adesso c'è la quarta generazione, vedrete, perché sono test di altissima affidabilità che ci danno esito in circa una decina di minuti, però sono test che devono entrare nei laboratori. Sul fronte delle vaccinazioni il 42,9% dei veneti ha ricevuto una dose, il 20,4% anche la seconda. Abbiamo 1 milione di cittadini veneti che hanno già avuto il ciclo completato. Accadrà in gran numero anche per questo mese di giugno-luglio, perché avremo tutti i richiami delle seconde dosi AstraZeneca di chi ha fatto il vaccino 3 mesi fa e quindi avremo assolutamente moltissime seconde dosi nelle prossime settimane. Allo studio in queste ore la possibilità di tornare a ballare in discoteca, anche in questo caso potrebbe servire il Green Pass, quindi la vaccinazione, aver contratto il Covid oppure aver fatto un tampone. Di questo si occupa il sondaggio di oggi. In discoteca con il Green Pass è giusto? Se la vostra risposta è affermativa allo 0422 16 26 691, se invece è negativa componete lo 0422 16 26 690. Ricordiamo come sempre che la chiamata è gratuita, l'esito del sondaggio questa sera durante la puntata di Ring. La Giunta regionale ha approvato un provvedimento finalizzato a proseguire con la procedura di aggiudicazione della via del mare tra Meolo e Jesolo. Si tratta dell'ultimo tassello di un iter molto complesso che ha visto nel suo sviluppo molteplici criticità su cui il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica Sostenibile, che fa capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è dovuto esprimere in più occasioni. Lo sblocco ufficiale dell'intervento ci consente ora di disegnare in modo organico il sistema di accesso al mare dalla A4, ha affermato la vicepresidente Elisa De Berti. Finalmente siamo ora in grado di proseguire con il percorso di aggiudicazione dell'opera per la sua realizzazione. La parola ora passa a chi ha partecipato alla gara e ha presentato le offerte. La via del mare sarà una superstrada lunga 20 km, collegherà il casello autostradale di Meolo sulla A4 e Jesolo. Il costo complessivo dell'opera è di oltre 200 milioni di euro. E continuiamo a parlare di viabilità, ma anche di infrastrutture. I controlli sulla sicurezza di ponti e viadotti di competenza di Veneto Strade non hanno evidenziato situazioni gravi, ma quasi il 40% delle opere deve essere attenzionato. Noi abbiamo esaminato tutta la rete di pianura, quindi con eccezione di Belluno che è in corso di esame, e i ponti, i viadotti che ci sono nella rete di pianura tutti esaminati. Non c'è nessun ponte che sia a rischio di crolli o di problemi statici rilevanti.
Sono per ora 504 i ponti e viadotti della rete di competenza di Veneto Strade oggetto di monitoraggio e valutazione della sicurezza. A completare l'opera mancano ancora diverse ispezioni in provincia di Belluno, ma nel resto della regione il controllo ha coperto il 100%. I ponti hanno bisogno, e anche i viadotti, di manutenzioni costanti. Noi già nel 2017 abbiamo dato a Veneto Strade, a valere sul bilancio 2018, 15 milioni di euro che sono stati integrati con altri 12 milioni l'anno scorso. Se la Regione Veneto ha stanziato il dovuto per la manutenzione delle tratte di sua competenza, l'auspicio è che lo stesso venga fatto anche dagli enti che gestiscono altre tratte. Intanto la valutazione del rischio dei ponti di Veneto Strade è stata divisa in 5 classi di attenzione: alta, medio-alta, media, medio-bassa e bassa. Il 39% delle opere monitorate è in classe di attenzione alta. Un ponte che ha una classe di attenzione bassa, diciamo che una volta ogni 2 anni si può fare tranquillamente. Un ponte che è in classe di attenzione A, cioè molto elevata, necessita o del monitoraggio continuo o di ispezioni ogni 2-3 mesi. C'è tempo anche per un appello alle amministrazioni comunali. Alcuni interventi di restauro richiedono la chiusura di un tratto di strada e l'istituzione di una viabilità provvisoria che non sempre è stata concessa dai comuni. Si riuscisse, ogni sindaco riuscisse a fare la propria parte senza guardare esclusivamente al proprio campanile, sicuramente forse qualche disagio in meno agli utenti della strada riusciremo a toglierlo. Un altro spostamento di cella per Zennaro, l'imprenditore veneziano detenuto a Khartoum da ormai oltre un mese per ancora non chiari motivi di una controversia commerciale. Si scopre che Zennaro è stato trasferito nella cella del commissariato, la condizione è molto difficile, lo ha comunicato il fratello, e servirà ora una nuova istruttoria per poter uscire dal carcere, e dunque potranno passare ancora molti giorni in queste condizioni disumane in cui appunto l'imprenditore veneziano sta vivendo. Queste le ultime notizie legate al suo caso. E ora invece andiamo a Chioggia per parlarvi del caso del medico camerunense. Abbiamo parlato con il presidente dell'INPS, Pone, sentite. Noi sentiremo il dottor Yontu proprio in questi giorni, in queste ore, per capire se vuole proseguire in questo tipo di attività e la vuole proseguire su Chioggia, qualora avesse ovviamente delle certezze, delle inquietudini derivanti da questi episodi. Il ragionamento che faremo sarà quello di portarlo in un ambito più protetto. Noi abbiamo bisogno di medici. La mano tesa e la solidarietà nuovamente manifestata dal direttore INPS Veneto nei confronti di Nelson Yontu, il medico INPS di origini camerunensi, aggredito e apostrofato con insulti razziali nei giorni scorsi a Chioggia durante una visita di controllo fiscale. Ancora viva la paura espressa ieri all'incontro con Pasquale Tridico, presidente INPS nazionale. La volontà di non esercitare più in quella città dove come medico fiscale era già stato vittima di episodi di diffidenza, ma l'invito è quello a dare un segnale. Per me l'auspicio sarebbe proprio che continuasse a fare il medico fiscale e continuasse a farlo proprio su Chioggia, e proprio perché io sono assolutamente convinto che Chioggia non è certamente una città che ha da questo punto di vista qualcosa da dimostrare a nessuno, no? Segnale di solidarietà che arriva dalla comunità di Chioggia, dal sindaco di Padova dove risiede, dal sindaco Brugnaro che inviterà Yontu a Caffarsetti per esprimergli la vicinanza di tutta Venezia. Ma se il singolo episodio viene condannato unanimemente, la riflessione del direttore INPS Veneto si allarga ad atteggiamenti di ostilità crescente riscontrati verso i controlli in generale. Abbiamo avuto negli ultimi mesi alcuni casi invece di aggressioni a ispettori del lavoro nostri, dell'INE e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che accedevano a cantieri. Qui il razzismo ovviamente non c'entra nulla, ma che è espressione di quel tipo di cultura che dicevo prima. C'è un lento scivolamento verso un po' un'insofferenza più ampia rispetto ai controlli, e questo è pericoloso. Abbonamenti al garage San Marco, le tariffe aumentano con l'estate ed è polemica. Le nuove tariffe per gli abbonati del garage San Marco sono diventate una delle polemiche che tiene maggiormente banco a Venezia. 100 euro più IVA in più per i mesi di luglio, agosto e settembre, che hanno generato una piccola rivolta.
Fabio Parancola, presidente del San Marco, spiega così quella che definisce la nuova strategia commerciale del garage. Abbiamo cambiato completamente tutte le tariffe del garage, abbiamo per la prima volta inserito le fasce orarie, cose che il garage non faceva mai, abbiamo inserito varie tipologie di tariffa e abbiamo fatto anche una variazione sulla tariffa degli abbonamenti che non veniva modificata dal 2008. Nella quotidianità di una città pur bellissima da vivere come Venezia, i residenti devono però affrontare costi e problemi generalmente maggiori rispetto alla terraferma e i pochi rimasti si sentono sempre meno tutelati. Il fatto che si ricordi che il contratto può essere sospeso per i mesi estivi e poi ripristinato a partire dal mese di ottobre, però è stato interpretato da alcuni proprio come un fatevi da parte durante i mesi in cui abbiamo i turisti. Sì, questo l'ho appreso, però devo anche dire che fino ad oggi avevamo avuto molte richieste da parte degli abbonati della sospensione dell'abbonamento per il fatto che escono dalla città, vanno al mare, vanno in montagna. Abbiamo accolto le richieste degli abbonati, però evidentemente ne abbiamo accontentati alcuni. La decisione è irrevocabile oppure alla luce di che alcune di queste reazioni potrete cambiare qualcosa? No, penso rimarremo fermi nella nostra linea. Cioè, abbiamo fatto una strategia commerciale per l'anno 2021 e quella è. Riportare in Veneto il busto del Doge Giovanni Corner, è partita la raccolta fondi. Venetinet è un'associazione che è nata per studiare la storia della Serenissima, ma anche per vedere quelle che sono le caratteristiche giuridiche di organizzazione di questo grande Stato che ha contraddistinto il nostro passato. Ed è proprio anche per questo aspetto storico che vogliamo fare una raccolta di fondi per comprare il busto in vendita attualmente del Doge Giovanni Corner. Originariamente il busto di Giovanni II Corner, 111° Doge della Repubblica di Venezia, dal 22 maggio del 1709 fino alla morte il 12 agosto 1722, si trovava a Corner di San Polo. Ora è ricomperso in una casa d'aste di Viterbo, dove sarà venduto il 24 giugno. L'associazione Venetinet ha subito promosso una raccolta fondi per riportarlo a Venezia. È una cosa molto importante dal punto di vista storico, perché questo Doge si ricorda per aver avuto l'ultima vittoria importante contro gli ottomani con la guerra di Corfù, quindi si tratta di un ricordo storico di importanza grandissima. Il valore del busto va infatti molto oltre una semplice stima economica, che peraltro dovrebbe muoversi entro una forbice che va dai 18 ai 25.000 euro e si sposa, sostiene Bellati, con l'attualità della nostra regione. Ecco perché noi siamo anche un'associazione che punta molto all'attuazione dell'autonomia come quella che era stata prevista nel referendum, dove la maggioranza assoluta dei cittadini veneti ha chiesto appunto di avere l'autonomia, perché questo è un obiettivo importantissimo anche per ricordare la specificità della Serenissima, questa nostra storia, questo nostro passato, e quindi vedere il passato però proiettato appunto sul presente. Il miglior giocatore di campionato, parliamo di basket, Stefano Tonut, dunque esulta l'Umana Reyer Venezia. Il miglior giocatore MVP e miglior giocatore italiano del campionato di basket è Stefano Tonut, scelto tra una rosa di 5 candidati. Non me l'aspettavo assolutamente, è un riconoscimento importantissimo per me, per la mia famiglia e anche per la società, ovviamente ci rende orgogliosi. E in tutti questi anni ovviamente di alti e bassi ci sono stati tanti sacrifici e quindi sono veramente molto contento. Tonut è arrivato da Trieste alla Reyer nel 2015, non ancora 22enne alla corte di Recalcati. È stato protagonista nella vittoria dei 2 scudetti, tra cui uno storico nel 2017 e 2019, una FIBA Cup e una Coppa Italia. Quest'anno lo stop di novembre impostogli dal contagio Covid, oltre le altre difficoltà che la squadra di coach De Raffaele si è trovata ad affrontare.
Mi sento comunque fortunato per il periodo che ho passato, perché comunque il Covid non ha lasciato tanti segni, però la ripresa non è stata per niente facile. Reputo comunque una stagione a livello della squadra, Real Venezia, molto positiva, proprio per questi motivi qui, e a livello personale ovviamente credo che sia la miglior stagione che io abbia mai fatto, e a livello fisico e tecnico anche. Torna Ring questa sera, gli ospiti saranno Alberto Villanova, Tommaso Razzolini, Marco Bonet e Giacomo Possamai. Nella seconda parte Vanessa Banzato, giornalista collega di Media Nord-Est, sul dramma del giovane cantante veneto Michele Merlo. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Bentrovati al meteo. Prevale ancora il bel tempo sul nostro territorio, salvo per una lieve e locale instabilità. Vediamo dove con l'aiuto della nostra grafica. Sul Veneto situazione di mercoledì 9 giugno decisamente buona, lo vediamo, tanto sole un po' su tutti i settori della regione, tuttavia con qualche addensamento. Nelle ore pomeridiane poi saranno possibili degli acquazzoni sui monti, localmente fin verso le pianure limitrofe. Temperature stazionarie minime tra 15 e 20 gradi, valori massimi invece tra i 26 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove di fatto avremo poche novità, ampio soleggiamento solo con qualche rovescio in montagna. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime sui 26-29 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove sarà asciutto in mattinata, a seguire invece avremo condizioni più instabili con qualche pioggia sparsa. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 27 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.